Conegliano è un comune di 34.000 abitanti in provincia di Treviso. Sorge su una zona che è sempre stata di importanza vitale, perché è a metà strada tra pianura e montagna. È un punto strategico per raggiungere il Friuli. Attorno al X secolo fu eretta una fortezza controllata dai vescovi di Belluno. Conegliano nasce però nel XII secolo, quando un gruppo di famiglie nobili si organizza per creare un governo di tipo comunale ai piedi della fortezza. Si crea così il borgo. Il castello sarà però sempre il fulcro del potere politico e anche religioso. Vengono incentivate le attività agricole e artigianali con la creazione di diversi monasteri. Nel 1153 Conegliano viene assaltata e sottomessa al comune di Treviso. Vengono potenziate le difese e ricostruito il castello, per fronteggiare i domini del patriarcato di Aquileia. Come tutta la Marca trevigiana, Conegliano passa nelle mani degli Ezzelini, degli Scaligeri e poi di Venezia nel 1137. Lungo tutto questo periodo continuerà ininterrotta la costruzione della cinta muraria, che ingloberà anche il borgo. Conegliano si abbellisce quindi di palazzi signorili e istituzionali, anche se la sua decadenza si sentiva già dopo la fine della guerra della Lega di Cambrai, nel 1516. Sotto guida austriaca viene potenziata l'economia e le infrastrutture, con la costruzione della strada maestra d'Italia e della ferrovia, e il centro vitale della città si sposta più a sud, attorno alla ferrovia. Nel 1917 viene occupata dagli imperi centrali, ma dopo la guerra riesce a risollevarsi con fiorenti attività economiche.